Dopo di che fas, i giudei avevano una festa e Gesù alle su a Gerusalemme. A Gerusalemme, donde de parte de spioris, e in vastie che per ebraici dicevano Betsaità, con 5 sottopartis. In che sottopartis erano distirati un stradio di malas, puarps, cioè epidimentas. Perché ogni tanto al vigneviu te vastie l'agno dal Signore e l'aghe si muoveva. Il primo che si buttava dentro, dopo che l'aghe si era motte, al guariva di ogni sorta di malattie che al ves vude. Agli era lì un uomo che gli era malato già di 30 anni. Gesù, udendolo distirato e saputo che gli era incristato di un grumon di tempo, gli disse: «Vuoi tu guarire?» Gli rispose il malato: «Signor, non hai nessuno che mi butti dentro te vastie appena che l'aghe si è motte. E intanto che io mi muovo per là dentro, si butta un altro prima di me.» E dice Gesù: «Lieve in pis, chiappe sul tuo stramazzo e chiamine.» E a colpo l'uomo al guarì, al chiappare su il suo stramazzo e al taccà a chiaminare. Ma in che dì egli era sabide. E diceva dunque i giudei a di quel che era guarito: «Egli è sabide e non ti è permettuto di portarti a tor il stramazzo.» Ma lui rispondè: «Quel che mi ha guarito mi ha detto: chiappe sul il tuo stramazzo e chiamine.» E domandari: «Qui è che l'uomo che ti ha detto: chiappiti su e chiamine?» Ma quel che gli era stato guarito non salvava quel cagliere, perché Gesù gli era sparito in grazia de folle che era in quel luogo. Lui indenant Gesù lo chiate tal templi e disse: «Vai che tu sei guarito, non sta per chiap lui, per non che ti capiti alc di pies.» L'uomo alle vie di lì e raccontò ai giudei che era Gesù che lo aveva guarito, perché i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste robe di sabide. Ma Gesù rispondè: «Mio pari all'opera fin come e anche io ho operi.» Perché i giudei accedevano in timore di più di copalo, perché non dome non rispettava la sabide, ma diceva che Dio gli era suo pari, facendosi così compagni di Dio. Gesù al tornare a fevelà e diceva: in verità us dis, il figlio non può fare nulla per conso, se no c'è che viota fa il pari. Di fatto, c'è che fa lui, lo fa anche il figlio. Di fatto, il pari il ben al figlio e mostra tutto che lui al fa, e mostrerà opere in mo più grandi, di modo che voi o restareis senza parole. Di fatto, come che il pari ha resuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a di che lui. Il pari, di fatto, non giudica nessuno, ma ha dato tutti i giudizi al figlio, perché tutti onorino il figlio come che onorino il pari. Che non onora il figlio, non onora il pari che lo ha mandato. In verità us dis, che il che ascolta la mie parole e al crote in quel che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va sotto giudizi, ma l'è passato di morte alla vita. In verità us dis, e ven l'ore, anzi, e come che i morti sentiranno la voce dal Figlio di Dio e che lavaranno sintude avviveranno. Di fatto, come che il pari ha la vita per conso, così ha dato anche al Figlio di avere la vita per conso e ha dato il potere di fare giudizi, perché è il Figlio dell'uomo. Non stai ad darsi di maraviglia di questo, e ven l'ore che tutti che sono dai sepolcri
ascolteranno la sua voce, e che hanno fatto bene salteranno fuori per risurrezione di vite, e che hanno fatto male per risurrezione dal giudizio. Io non posso fare nulla per cogno. Come così o giudichi, e il mio giudizio è giusto, perché non c'è la mia volontà, ma la volontà di quel che mi ha mandato. Se io ho fatto di testimoni per me, la mia testimonianza non vale nulla. Alle un altro che ha fatto di testimoni per me, e io sai che la testimonianza che lui ha fatto sul mio conto è vera. Voi avete mandato una delegazione lì di Giovanni, e lui ha fatto di testimoni alla verità. Io però non accetto la testimonianza di un uomo, ma ho detto questo perché voi potete essere salvati. Lui era il lampione che ardeva e allusiva, e ho voluto gioldi dove per un po' dal solo usore. Ma io ho che altre testimonianze, più grandi che di Giovanni, va di le opere che il Padre mi ha dato di portare al colmo. Queste stesse opere che io faccio mi fanno di testimoni che il Padre mi ha mandato. E il Padre che mi ha mandato, anche lui l'ha testimoniato sul mio conto. Voi non avete sentito della sua voce e non avete veduto della sua musica e non avete la sua parola che resta in voi, perché voi non credete a di quel che lui ha mandato. Voi o l'hai sacerite scrittori perché pensais di avere la vita eterna mediante loro. Sono proprio loro che fanno di testimoni sul mio conto. E non volete venire di me per avere la vita. Io non accetto la gloria dagli uomini, ma io usai conosciuto. Non avete intorsi l'amore di Dio. Io ho sono venuto dal nome del Padre mio e voi non mi accettais. Se venissi invece un altro a suo nome personale, lo accetteresti. Se molto potete credere voi che si dais gloria un con l'altro e non ci la gloria che vendome di Dio, non state a pensare che io us incolperai denando al Padre, quel che us incolpe alle Mosè, che avete mettuto in lui la vostra speranza. Difatti, se credessi a Mosè, mi crederessi anche a me, perché lui ha avuto scritto sul mio conto. Se credessi alle scritture di lui, se molto potrei credere alle mie parole,